I momenti frenetici della politica non possono farmi dimenticare di fare gli auguri a tutte le donne nel mondo. Un augurio che spero valga per 365 giorni e non per una ricorrenza. Un augurio che serva ad ognuno di noi per moltiplicare il proprio impegno su questi temi. Perché una donna non può lavorare il doppio per ottenere spesso lo stesso stipendio, non può impegnarsi il doppio per vedere riconosciuti i suoi sforzi, non può far fatica ancora nel 2021 a veder riconosciuto la propria capacità, le proprie competenze e la propria possibilità di dare un contributo in ruoli importanti e mi permetto di dire anche nella politica regionale ed italiana. Credo che questo sia un impegno che il Partito Democratico e tutte le forze progressiste devono assumere come centrale, devono assumerlo con le nuove sfide che ci lanciano questi contributi europei per superare il gender gap e per dare nuove opportunità, ma devono superarlo anche con delle scelte chiare, da cui non si può tornare indietro. Penso alla legge sulla parità salariale, penso anche a un welfare che mette in condizioni di avere le stesse opportunità di partenza per tutti, uomini e donne che siano.